La Corte Costituzionale ha bocciato il ricorso della Regione sulla riforma delle province. Insieme a Lombardia, Puglia e Campania, il Veneto si era opposto alla loro trasformazione in enti di secondo livello e alla creazione delle città metropolitane. Nel giorno del suo compleanno un regalo sgradito per il governatore uscente Luca Zaia, che parla di sentenza sciatta e centralista che produrrà nuove tasse e meno democrazia. In difesa della legge del Rio esulta invece il Partito Democratico, che accusa la giunta regionale di aver anteposto l'esito del pronunciamento alla ridefinizione delle competenze. Uno stallo in cui si trovano ora province come quella di Treviso, che dal 1° gennaio si è vista dimezzare il personale, ma solo sulla carta, dato che i 250 dipendenti sono tuttora in carico all'ente, al quale però sono state tolte le relative risorse finanziarie. Senza il Consiglio regionale che voti la nuova legge, io rimango con il cerino in mano, in quanto devo pagare il personale, non so come utilizzare questo personale e le competenze che sono attribuite non sono finanziate dalla Regione neppure dallo Stato. Solo a marzo dal Sant'Artemio sono partite 6 lettere in direzione di Venezia, in aggiunta al malumore indirizzato a Roma. La scadenza del 31 marzo è ormai alle porte. La richiesta è che venga tenuta in considerazione la proposta elaborata dalle province insieme ai sindacati e all'ANCI. Abbiamo presentato un progetto di legge che ci auguriamo possa essere la base per la legge che ci permetta di dare tranquillità e sicurezza a quel 50% del personale delle province che attualmente non possono passare una Pasqua felice.